Erano state annunciate, ne avevamo parlato anche noi, condizioni meteo di instabilità a partire da ieri sera fino ad oggi. Erano previste fasi con rovesci e temporali sparsi e locali fenomeni intensi, distinti da forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate. L'informazione era partita dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto e il fronte che questa mattina ricopriva il cielo e si avvicinava imperterrito sembrava davvero minaccioso. Oggi, giovedì giornata di mercato, il corso del popolo era pieno di banchi e di gente, lo è stato fino all'ultimo minuto. Pochi minuti prima che cominciasse a piovere, le persone hanno cominciato un tranquillo fuggi fuggi, tenendo sempre un occhio rivolto al cielo. Le prime gocce hanno visto gli ambulanti raccogliere le proprie cose e caricarle sui furgoni, alcuni giusto in tempo per partire avendo messo tutto al riparo. Non è la prima volta che un forte maltempo colpisce i banchi del mercato e in altre occasioni i danni che il maltempo ha provocato sono stati notevoli. Oggi dovremmo aver visto l'ultimo sfogo notevole del meteo, ora la situazione, dicono, si vada a tranquillizzare. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.